chiamo Giorgio e sono un addetto della Parmigiano Carmelina. Il bussolà di Burano è nato proprio sulle famiglie di pescatori. Dopo ci sono state le varianti, facciamo le S, che è la stessa cosa come impasto, però cambia la forma. E poi facciamo tutti gli altri prodotti sempre basati su questo tipo di pasta qui che è un dolce molto sostanzioso, molto da mangiare in qualsiasi momento. La ricetta originale è ancora quella di oggi, è una pasta frolla molto grassa, nel senso che ha tanto burro, tante rosse d'uovo, solamente le rosse d'uovo, zucchero e farina e un po' di aroma di vaniglia e basta. Su un chilo di farina ci sono 12 rosse d'uovo, 6 etti di zucchero e 3 etti di burro, perché questo qua è un dolce tipico di Burano, mentre il bussolà che fanno a Chioggia è di pane. Qui a Burano li facciamo così a mano, però li facciamo tutti i giorni, sono freschi tutti i giorni, da quella misura lì a quei grossi, a tutto quanto, mentre in laboratorio facciamo quei piccoli, però la ricetta è sempre quella, il sistema è sempre quello. Sono parmisano, quindi sono originari della Bassa Italia, che sono venuti qui prima a Caorle, poi si sono trasferiti a Burano e erano i due fratelli e infatti siamo due parmisano, questo qua e quello di là, che hanno fatto lo stesso mestiere, panificio e panificio, erano assieme, poi si sono divisi e mio suocero, che aveva anche il bar qui vicino, ha fatto panificio e pasticceria e un po' alla volta siamo arrivati adesso.